signori, buon pomeriggio, benvenuti alla Vetusta, eccoci qua, è ricominciata la stagione tennis interno, stanno giocando, quindi non possiamo neanche gridare, perché se no sei tennisti non sei mica giusti qua, però ci sono gli amici e abbiamo pranzato. Allora, una roba veloce che me l'ha raccontata questo un mio amico che lavora in ospedale qua, che ha detto alle cose lì, che viene, Boh. Allora si trovano questi due pidocchietti, queste due pulcettine, no? Si trovano, a un certo punto come va? Uno fa male, è un disastro, una bronchite, non arrivo tutto l'inverno, una roba vergognosissima, perché tutto l'inverno in un baffo di un motociclista è una roba vergognosissima. E che altri te, ma tu hai di fare come me, tu vai al Carrefour, tu ti metti le scale mobili, quando tu vedi che va su una femminute, no? Tu ti lasci, tu molli, tac! Tu vai lì per ore, lì tu vai in zona calda, umida, tutto l'inverno benissimo, sei un spettacolo. Vabbè, si chiatti le primavere dopo allora ci vade, poi ci male. Broncopolmonite, mi hanno fatto flebo, un disastro, io non arrivo a respirare, una roba vergognosissima. Ma tu faccia che te di te, di là dal Carrefour, sì, sono là dal Carrefour, sono là dalle scale mobile, mi sono lasciato là, quando ho veduto una biele giovane con le cotolute, io mi sono lasciato molato, ho sono là lì, che ha il dumi bellissimi come tu mi hai detto tu. E allora, Simone, 7 settimane dopo mi sono chattato al baffo dal motociclista.